Rilanciare i valori della cooperazione sociale e progettare un futuro più inclusivo e sostenibile, partendo dalla promozione delle pari opportunità e il ruolo della ricerca sociale. Il mondo della cooperazione in questo ambito si colloca come una delle pedine fondamentali per dare risposte integrate ai bisogni che sono sicuramente importanti e molto diversificati. Con l'evoluzione del mondo sociosanitario si stanno aprendo a nuovi ambiti territoriali con gli enti del terzo settore, soggetti cioè che si aggregano e mettono insieme le rispettive energie per cercare di dare delle risposte alla comunità nel nome della coprogettazione. È il caso della CSSA, cooperativa nata nel 1984 nel Veneziano e che nei giorni scorsi ha festeggiato i suoi primi 40 anni di attività. Il nostro desiderio maggiore è di ricordare alle pubbliche amministrazioni che ci siamo, che siamo presenti e possiamo essere dei collaboratori interessati a svolgere il nostro servizio, e quando parlo di servizio proprio intendo metterci a disposizione di chi dalla pubblica amministrazione deve arrivare fino al cittadino e in alcuni casi fa fatica a farlo. Dell'importanza della cooperazione sociale se ne è parlato a Stra nel corso dell'omonimo convegno, con testimonianze non soltanto dei protagonisti attivi nel territorio, ma anche delle possibilità lavorative offerte ai più giovani. Ai lavoratori più giovani la possibilità di sperimentarsi, scoprire tanti servizi diversi in cui poter trovare la loro dimensione e soprattutto sentirsi realizzati anche a livello professionale nella propria vita.